Voi la prima domanda che vi fareste, ci dobbiamo fare, è che cosa c'entra l'intelligenza artificiale con lo scarto, che è il tema di quest'anno. Beh, a parer mio c'entra perché già c'entra oggi, nel senso che chi non è capace di comprendere bene l'intelligenza artificiale già di fatto è scartato, ma lo sarà ancora di più domani. E cioè noi abbiamo bisogno di conoscere la tecnica che ci domina la vita molto di più di quanto siamo in grado di fare normalmente e ci dobbiamo in questo caso fidare di persone esperte. Io ho preferito invitare Onzel perché mi fido molto di lui e questo è una cosa molto importante e credo vi possiate fidare anche voi perché non solo ha una competenza scientifica sull'intelligenza artificiale, ma è una persona che sa portare la tecnica all'interno della vita quotidiana e all'interno di un'umanità. E allora mettere insieme queste due caratteristiche è una cosa molto rara e quindi a noi ci serve anche per compiere una riflessione sull'intelligenza artificiale. Ma siccome io non so nulla dell'intelligenza artificiale, sono la persona più adatta per fargli le domande più banali, così cerchiamo di capire che cosa si nasconde dietro questo apparente mistero di cui tutti parlano, spesso non con competenza e soprattutto con arroganza politica. E questo è un altro aspetto del problema che cercheremo di affrontare. Intanto comincerei con la domanda banale. Ma tutti dicono che gli algoritmi, che sono la base dell'intelligenza, ma che cos'è un algoritmo? Ci vuoi fare anche un esempio di vita quotidiana? Sì, innanzitutto grazie per questo invito, è sempre un privilegio straordinario e immeritato di avere appunto l'opportunità di condividere dei pensieri con voi e quindi sono molto riconoscente. Allora, ti rispondo subito con una domanda. Scusa, quando sei nato, qual è la tua data di nascita? 15,150. 15/1/50. Sai che giorno della settimana fosse? No, Ecco, voi che lo calcoliamo? calcola. Bene. Allora, qui... C'è un algoritmo per farlo? certo, mi hai chiesto un esempio di algoritmo, Come no? Vai. ti davo questo. Allora, innanzitutto incomincia a sommare 15, no? Poi appunto più 0, perché siamo a gennaio, quindi resta 15. Poi lo dividi per 7, vai a vedere il resto è 1. No? 50 dividi per 7, dimmi quanto è il resto? 1. 49 diviso per Quindi 7, uno. quindi è sempre 1, siamo a 2. E adesso quanti anni bisestili c'erano? Beh, dimmi qui veramente il quoziente della divisione per 4, quindi quanto... 75 No, 50. Tu sei 50, 50, 25. diviso per 4. E quante volte ci sta il 4? Nel 50, Tralascia il resto. 12, 12,5. No, 12, no, solo 12, più 2 di prima, 14 era domenica. Era Come hai domenica. fatto? Ma allora, in realtà è molto. Avrei potuto chiederti, ma qui ci sarebbe voluto Gauss, ma quando cade la Pasqua? Infatti io so che ieri, diciamo, tutti siamo molto presi in questo momento da una certa dimensione devozionale della nostra vita, ma in realtà certe volte mi diverto invece di augurare la Pasqua, di augurare la prima domenica successiva al primo plenilunio, successivo al primo equinozio primavera. successivo all'equinozio. Calcolare questo, no? Quindi calcolare il tempo della Pasqua è uno dei primi grandi algoritmi che Gauss, un grande matematico, elaborò, perché era sempre un po' difficile. Quello del giorno della settimana invece, una volta, perché te l'ho posto? Perché una volta entrai in una classe alle elementari e volevo spiegare ai ragazzi delle elementari che cosa fosse un algoritmo e quindi gli posi questo problema di quale fosse il giorno della settimana. Lì quello che conta, a parte alcune scorciatoie, è soprattutto calcolare il resto della divisione per 7.
No, cosa può c'entrare questo? Ma già qui stiamo entrando in quello che è un po' la distinzione che io vorrei cercare di trasmettere oggi, di come nell'informatica, così come l'abbiamo conosciuta prima di questo avvento di quelle che sono le reti neurali, alla fine c'era una certa gratuità negli Scusa, ma le algoritmi. reti neutrali sono le reti neuronali del cervello? Ma sì, Più o appunto, meno. sì, La riduzione ma sì, informatica delle ma reti. sì, perché c'è proprio una sorta di spartiacque, quello che anche in inglese, no, viene chiamato making a mind, cioè fare una mente, ed è quello che abbiamo sempre sperato di fare. Io citavo appunto nell'articolo che avevo scritto il vescovo palindromo Lullo, no? Quello che inventò, uno dei primi a inventare la logica combinatoria, ma lo stesso Leibniz. No, Leibniz era talmente appassionato, talmente diciamo, fiducioso nella possibilità di calcolare, che disse: ma bisogna inventare una lingua formale universale, che chiamava caratteristica universalis, no? e dalla quale si possono formulare tutte le controversie e deciderle semplicemente dicendo calculemus, cioè calcoliamo. No? Questa è, diciamo, la tentativo di fare una mente. E invece c'è tutto l'altro filone, che si chiama modellare il cervello. Non ti importa che cosa in realtà succede dentro questa rete neurale, anzi non lo potrai nemmeno sapere, perché hanno talmente tanti strati le reti neurali che effettivamente alla fine nessuno riesce, da come poi queste reti neurali vengono addestrate, a poter interpretare quale sarà l'esito che potranno dare. E non è nemmeno detto che diano sempre lo stesso esito, proprio perché la stessa, diciamo, informazione con la quale noi abbiamo cercato di interrogare una rete neurale può modificare la stessa rete neurale. Allora, in questo senso, il discorso è appunto, nella rete neurale stiamo modellando il cervello. Da una parte c'è la mente e dall'altra c'è il cervello. E questa, diciamo, separazione è quella che stiamo adesso vivendo. Ovviamente gli esseri umani, per chiarire le idee, hanno chiamato quella di adesso intelligenza artificiale e quella di prima appunto intelligenza artificiale. E quindi, chiamandola allo stesso modo, si crea, diciamo, quella fertile ambiguità per cui alla fine non si sa mai bene a cosa ci si riferisce. Ma in questo non c'è nella tecnica una lotta contro la natura, c'è una sorta di omogeneizzazione della natura, cioè c'è un cambiamento nella tecnica. Cioè, se io voglio riprodurre un'analogia del cervello, vuol dire che mi servo di morfologie, non mi servo di quantità solamente. Ma infatti questo è molto vero, cioè, quando appunto l'altro anno io portai così questa intervista alla Batut, che aveva come titolo del libro, nella versione italiana, perché nella versione spagnola era molto molto più intenso e toccante. Ma nella versione italiana era quando abbiamo smesso di capire il mondo, e abbiamo smesso di capire il mondo certamente usando le reti neurali, perché abdichiamo a una comprensione. L'esempio classico, no, è proprio quello della rete neurale, no, viene addestrata. Ma come si addestra una rete neurale? Beh, gli esempi, diciamo, più semplici sono proprio quelli non ancora, diciamo, generativi, ma riconoscitivi, dove si cerca di addestrare una rete neurale a determinare se, sulla base di una fotografia con tutti i suoi pixel, no? Cioè bianco e nero nelle varie posizioni, dice: questa qui è la fotografia di un cane oppure la fotografia di un gatto. Se io chiedo a te, tu sai riconoscere un cane da un gatto? Più o meno. Magari, sì, magari io potrei, mostrandoti una certa fotografia che magari ritrae un cane con una particolare acconciatura del pelo e in una particolare, forse, luce. Mi posso anche E ti puoi confondere. anche confondere, vero? Anche la rete neurale.
E soprattutto se la rete neurale non stai attento ad addestrarla con un insieme di dati che sia sufficientemente eterogeneo, diciamo che ti sbagli e tutte le volte mostri i gatti bianchi. O gatti neri, secondo appunto il detto, ma diciamo gatti bianchi, mentre invece sui cani sei certe volte anche nero, anzi molto spesso, certe volte così biondo, altre volte marroncino, altre volte a macchie. E quando gli mostri un gatto che di nuovo ha un pelo non uniformemente bianco, questo dice un cane. Allora distingue i cani dai gatti oppure no? Il bianco dal nero? Distingue il bianco dal nero. Cioè tu non lo sai, distingue il bianco dal nero, ma ci sono tanti esempi anche sull'uso. Scusa, io su questo Sì. però ti devo fare una domanda Sì. importante, Sì. perché è molto, molto importante non solo per me, ma anche per gli scarti che usiamo a vicino lontano, no? Non ci capiamo più. Cioè, metti conto che nella rete, no? Parlando degli altri ci sono solo le frasi di Salvini, poi io gli posso fare una domanda antropologica. Ma appunto, Come fa a rispondermi? ma appunto, O mi risponde con le cose di Salvini e quindi non mi dà una risposta antropologica, oppure entra in un'allucinazione totale. ma esattamente, che cos'è l'addestramento? No? L'addestramento è in questo caso, se tu l'hai addestrato soltanto con le frasi di Salvini, Esce un povero, patatrac. Esce un ah, sì, povera antropologia. povera antropologia, ma è evidente. Beh, quindi state attenti a non Sì, dare soltanto esatto. frasi di Salvini, mi raccomando. Esattamente. No, Almeno per chi deve fare l'antropologo. no, è indubbio però che proprio il famoso tema, ma perché dobbiamo essere gelosi dei nostri dati? No? Durante la pandemia io ho sofferto nel vedere, diciamo, come cedevano le varie istituti scolastici nel accettare determinati dispositivi di comunicazione, no? E di teleconferenza gratuiti, no? Dove appunto venivano registrate tutte le interazioni tra gli studenti della classe, gli insegnanti, però forse adesso dobbiamo interrompere, vero? Papa Leone XIV. Vediamo chi è. Americano, sì. Americano? Sì, quindi ha vinto Trump. Sì. No, Sì. spero di no. Papa Leone XIV. Americano? Sì, beh, Prevost è americano, sì. Ah, Prevost è americano. Sì. Ah, Prevost ha vinto, perfetto. Sì. Bene. Sì, aspetta, Robert Francis. Robert Francis Prevost. Sì. Perfetto. Prevost. Allora il nuovo Papa si chiama Leone XIV ed è Papa l'ex cardinale Robert Francis Prevost. Auguri al nuovo Papa, sperando in una continuità con Papa Francesco. Bene, Insomma, penso che nessuna intelligenza artificiale l'avesse previsto, in ogni caso. beh, no, ma penso che bisogna vedere quanto lo davano gli allibratori e quanto lo davano. Mi sembra lo davano, Ah sì? era una buona, non pagavano bene, no, forse no. Sì, Bene. no. Comunque, tornando a noi, certo l'emozione penso sia forte per tutti i credenti. Sì. Bene. Allora, tornando a noi, Stiamo parlando dei dati e sì, e ecco, dell'allucinazione. durante la pandemia ero davvero molto a disagio perché venivano ceduti dati, informazioni, interazioni senza la minima diciamo, controllo. Ed è chiaro che tutto questo andava a costituire una grandissima, enorme base di dati, cioè mole di dati, che poi avrebbe potuto, e poiché erano dati autentici, no? Erano dati di interazioni tra esseri umani, anzi tra studenti, insegnanti, anche non solo, no? Che chiaramente poi avrebbero potuto essere utilizzati per addestrare qualunque dispositivo
a poter imitare le interazioni tra le persone. E a questo punto capite bene che forse bene ha fatto l'Europa a introdurre il cosiddetto AI Act, no? L'atto, appunto, la direttiva europea che impone delle condizioni estremamente rigide a tutte le multinazionali nel garantire la privacy o in qualche modo nel garantire un certo utilizzo dei dati. Per esempio, perlomeno a dirci dove li vanno a tenere, perché tutti questi dati che noi abbiamo dato durante la pandemia, ma anche dopo, tutte le volte che uno interagisce, dove vanno a finire? No? Sappiamo che devono andare a finire in qualche luogo remoto della Terra dove appunto possono esserci delle macchine che possono essere raffreddate facilmente, quindi deve essere disponibile energia, possibilmente la temperatura esterna è meglio che non sia troppo alta perché sennò sarebbe troppo costoso. Però appunto noi non sappiamo neanche dove vanno tutti questi dati e anzi poi molto spesso vanno in varie copie, perché chiaramente deve essere anche mantenuto, no, il sistema con qualunque tipo di garanzia. Comunque, proprio questa imitazione mi porta a cercare un'analogia, per così dire zoologica, tra quella che è l'intelligenza artificiale di chi vuole fare un cervello e invece quella che è l'intelligenza artificiale di chi, come me, ha passato un po' tutta la vita a cercare di fare una mente, no? Non di simulare un cervello, bensì di fare una mente. Forse, l'ho anche scritto perché mi tocca sempre tutte le volte, forse avete visto quei fotogrammi che risalgono più o meno al 1910, no? Quelle sequenze dove si vedono gli scimpanzé di Köhler, no? Uno di questi si chiamava Sultan, no? Che disperatamente cercano di agguantare una banana che è stata messa con particolare, diciamo, direi così, crudeltà, troppo in alto e cercano di armeggiare mettendo delle scatole o degli scatoloni, dei cubi uno sopra l'altro per montarci sopra e prenderle. È chiaro che qui, appunto, che cosa c'è sotto? Beh, c'è sotto il fatto che questi cubi, no? Questi parallelepipedi, sono assolutamente primitivi, non è ovvio come poterli usare e bisogna anche riuscire a trovare come sistemarli uno sopra l'altro in modo tale che il centro di gravità non faccia sì che quando ci monta sopra lo scimpanzé poi cada. Se guardate il fotogramma effettivamente è quasi frustrante vedere questo scimpanzé che continua a cadere perché non riesce a trovare il punto di equilibrio di questi scatoloni. Ebbene, proprio quello è il fare, diciamo, l'obbligare a simulare questa intelligenza componendo quelli che possono essere degli elementi che non hanno di per sé nessuno scopo, perché potevano essere messi in qualunque modo, sono elementi atomici, no? Che noi componiamo uno sopra l'altro, non hanno nessuno scopo, non hanno nessuna, diciamo, valenza, nessun contesto, però messi nel modo giusto insieme permettono di raggiungere il risultato. Qui vedete c'è il tema del problem solving. No, questa è l'intelligenza artificiale, questa è l'informatica che io, diciamo, in qualche modo all'inizio, no? Cioè noi abbiamo un problema e vogliamo cercare di trovare la soluzione del problema e quindi dobbiamo innanzitutto capire qual è il problema. L'altro invece è, no, molto spesso chiamato con un certo disprezzo il pappagallo statistico, no? Per quello giustamente quando tu dici se io a questo pappagallo statistico ho fatto solo ascoltare quelli che sono i ragionamenti di Salvini, poi che cosa vuoi che questo qui mi ripeta? Certo. Mi ripeterà, diciamo, un sillogismo alla Salvini. Scusa, O se gli ho mostrato solo l'anacoluto, qui poi si offendono sempre in Consiglio regionale quando chiamo l'anacoluto e io sono FVG, perché a te sembra grammaticalmente corretto, a me non sembra grammaticalmente corretto, ma se tu gli fai solo questo anacoluto poi appunto non puoi pretendere che usi la grammatica italiana in modo corretto. E comunque sì, secondo te, sì. guardando queste due cose, qual è il pericolo, cioè qual è il potere maggiore? Avere la macchina o avere i dati o avere tutti e due? Cioè, voglio capire se il problema è solo di tecnica o di conoscenza. Ma ti dico, per me
dal punto di vista del che cosa vuol dire capire. Che cosa vuol dire risolvere un problema e capire? Quando io prima ti ho calcolato qual era il giorno della settimana, ovviamente l'ho fatto sembrare un po' magico perché era nella Gexel, era meglio, no? Però ve lo posso spiegare con l'aritmetica delle elementari, calcolando il resto della divisione per 7. Alla fine, voi che cosa mi dite? Ah, ho capito! Invece, con l'intelligenza, con la rete neurale, non capiremo perché ci ha detto che quello è un gatto o quello è un cane. Sappiamo solo che se l'abbiamo addestrata in modo statisticamente abbastanza ragionevole, alla fine statisticamente mi darà una risposta abbastanza affidabile. E il primo che si occupò, diciamo, di questo studio statistico fu proprio Markov, il matematico Markov, che inventò le cosiddette catene di Markov e applicò le catene di Markov anche qui a un'opera letteraria che era l'Eugenio Onegin di Pushkin. Ci sono circa 4.000 versi e quello che fece cercò di studiare diciamo, con quale frequenza, no, dopo un certo numero di lettere ne arrivava un'altra e trovò delle regole appunto molto, sì, direi valide, che penso tutti voi, se mai avete fatto il gioco Wordle, non riesco a vedere perché non ci sono le luci, ma voi avete giocato a Wordle? Sì o no? Cioè, non posso dire alzate la mano chi gioca a Wordle, però sappiate che chi l'ha inventato sempre durante la pandemia poi gliel'ha venduto al New York Times per $1 milione, quindi insomma è un gioco... Sì. No, si tratta di indovinare una parola, è un po' come il gioco... Televisivo. No, non lo so quale televisivo, no, non lo so, questo non posso dire. No, dove bisogna indovinare una parola di 5 lettere, c'è anche in italiano, c'è anche in francese, c'è anche in tedesco, c'è anche in friulano, c'è anche in latino, c'è in tutte le lingue del mondo e ti dicono appunto la risposta in 6 tentativi e tu devi individuare questa parola. La risposta che ti dà è una lettera che si colora di verde se è al posto giusto e si colora di giallo se invece compare nella parola ma non è al posto giusto. Ebbene, la cosa sorprendente è che quello che noi usiamo qui è proprio un aspetto da rete neurale. Usiamo quella che si chiama la fonotattica. No? Tutte le lingue hanno una loro sonorità. E cos'è questa sonorità? E soprattutto quella delle desinenze. Cioè, per i francesi magari è ovvio, sappiamo che finiscono con la E, sappiamo che certe sequenze di lettere sia anche in inglese, no? All'inizio della parola non possono comparire, mentre alla fine della parola possono comparire. Ebbene, tutte queste sono, diciamo così, strategie che noi implicitamente abbiamo raccolto, si chiamano euristiche. No, questa è l'euristica. Per quello quando tu prima mi hai chiesto l'algoritmo, adesso io ti faccio una separazione e ti dico, nell'intelligenza artificiale del problem solving abbiamo gli algoritmi, in onore appunto del matematico Al-Khwarizmi, davvero un matematico arabo che appunto fu chiamato, credo, dal fondatore di Baghdad, che appunto era illuminato e chiamò tantissimi scienziati dell'epoca, chiamò anche Al-Khwarizmi, il quale nel famoso libro Kitab qualcosa, non mi ricordo, ma in realtà nel Kitab c'è Al-Jabbar, Wa e Mukrabalek. Cioè, avete sentito, c'è l'algebra e quindi la parola algebra sta proprio dal titolo di quest'opera di Al-Khwarizmi e il concetto di algoritmo deriva proprio dal suo cognome, Khwarizmi. Ebbene, algoritmi. Dall'altra parte, euristiche. L'euristica è quello che ti fa dire ma sì, ma aspetta, ma la parola è molto probabile che sia questa, è molto probabile perché le finali in italiano sono sempre una vocale, se c'è una doppia non può essere, il gruppo, certi gruppi non ci sono, no? Cioè, sono tutte queste cose che non sapresti nemmeno elencare, però implicitamente ce l'hai nel tuo patrimonio euristico, quindi algoritmi.
Euristica. E a monte c'è problem solving da una parte, dall'altra parte c'è riconoscimento o produzione, o no, da cui generativo, generazione, riconoscimento, generazione. E infatti il famoso problema, noi quando io ti guardo, se davvero facessi ogni volta una sorta di rappresentazione in pixel di quello che vede il mio occhio, sono sempre diverse, a seconda delle luci, a seconda della tua mimica facciale, a seconda appunto di innumerevoli fattori. Però io riconosco che sto parlando con Nicola Gasbarro e non con Paola Colombo, anche se tutto sommato, e penso anzi che tu sia il Nicola Gasbarro di prima, ecco, non è che sei un nuovo Nicola Gasbarro che gli rassomiglia, no, sei proprio te. Ebbene, in questo caso come faccio io a riconoscerti? Infatti certe volte non ti riconosco, magari se da tanto tempo che non ci vediamo, magari non ti riconosco. Senti, ti volevo chiedere... Quindi c'è problem solving e riconoscimento, ma posso andare avanti? C'è proprio una... No, io ti volevo portare... Lascia che dico la terza. No? Sì, Scusa, no. bene, okay, Allora, vai. quando il problem solving si usa la logica, invece nel riconoscimento si usa la statistica. Va bene, ecco, potremmo già chiudere adesso la conferenza, grazie, spero che vi sia... però possiamo solo approfondire adesso. Questo mi apre una serie di problemi che tu non hai idea, perché statistiche e cose, insomma, statistica è anche scienza dello Stato, quindi mi verrebbe subito domande politiche, ma ci arriviamo dopo. A me interessa un'altra cosa, penso anche al pubblico, ma non corriamo il rischio di un linguaggio esclusivamente pervasivo che poi perde la facoltà dell'immaginazione e dell'innovazione? Cioè quello che Chomsky chiamava la pervasività dell'attività, che toglie possibilità all'attività generativa. Ma credo che infatti Chomsky non sia molto favorevole a ChatGPT. Ma io perciò ti provo con lui. Sì. Ma devo dire che appunto Chomsky cercava di fare un po' quello che aveva cercato di fare Panini, il grammatico indiano del VI secolo avanti Cristo, che formalizzò nell'Ashtadhyayi, negli 8 capitoli, con gli 8000 sutra, no? La grammatica del sanscrito. Infatti se il sanscrito è cristallizzato da allora è proprio perché c'è questo grammatico che Panini. E Chomsky voleva fare un po' lo stesso con l'inglese, no? Con la struttura profonda, con appunto le grammatiche di Chomsky, che noi tuttora ancora insegniamo, perché nei linguaggi di programmazione, soprattutto quelli ad alto livello, no? Non è che la macchina possa eseguire direttamente il linguaggio ad alto livello, deve tradurlo via via in linguaggi sempre più vicini a quello che è il codice macchina, e in questo quelli che sono gli strumenti che noi usiamo in questa traduzione successiva sono proprio trasformazioni che Chomsky fu tra i primi i primi lui lo fece per l'inglese, ma poi lì non ha funzionato, ma invece funziona con i linguaggi artificiali, non con i linguaggi naturali, perché sono troppo ricchi. La tua domanda era se perdiamo la creatività, in quale dei due mondi? In quale dei due mondi? Nel mondo del problema solving? Te lo faccio per tutte e due. Ma come sempre io non penso che si possa sostituire quella che è la nostra intelligenza con nessuna delle due, proprio perché noi, Turing stesso, a un certo punto pone il test di Turing, no? Dice: ma quando è che potremmo dire che abbiamo raggiunto, no, il punto zero e abbiamo davvero una macchina intelligente? Allora si pensa al famoso test di Turing, che è abbastanza interessante ripercorrerlo. Cioè, bisogna appunto dietro uno schermo distinguere se chi ci sta rispondendo sia un uomo, questa è la versione di Turing, un uomo che cerca di imitare una donna o una macchina che cerca di imitare una donna.
perché non voleva fare il compito troppo facile Certo, per l'uomo, certo, no? che doveva imitare se stesso. Quindi entrambi devono imitare. Dice la macchina supererà il test di Turing quando nel 50% dei casi noi non saremmo in grado di distinguere quale dei due è l'uomo e quale è la macchina. Al momento c'è proprio una competizione, c'è una competizione tra dispositivi. ChatGPT non mi sembra che abbia mai partecipato a questa competizione. Penso che sarebbe abbastanza facile proprio perché ci sono degli indicatori che è prodotto dall'intelligenza artificiale, però ancora non siamo riusciti ad avere delle macchine che superino il test di Turing. La prima di queste macchine si chiamava ELIZA, e c'era addirittura quando si compilavano i programmi, questo sto parlando ancora di quando, insomma, negli anni '80, quando uno aspettava che il programma venisse compilato, la compilazione è un'altra fase, no, spesso giocava con questa sorta di, si chiamava psychotherapist, psicoterapista, e uno gli poneva delle domande, questo era basato sulle grammatiche di Chomsky infatti, e uno gli faceva delle domande e diceva oggi mi sento triste, e quello ti diceva perché ti senti triste? No, e tu dicevi perché non lo so, la mia ragazza mi ha lasciato. Perché dici che la tua ragazza ti ha lasciato? Ti chiedeva, insomma, e così andava avanti nella psychotherapy. Quindi effettivamente credo che sia molto difficile simulare la creatività. Noi riconosciamo facilmente se stiamo interagendo con una macchina oppure stiamo interagendo. Senti, io ho letto un libro che mi ha molto scioccato, credo di un matematico che si chiama Buscemi, non so se lo conosci. Si chiama Paolo Massimo Buscemi, che ha scritto un libro che si chiama L'arte della previsione. Allora mi chiedevo qual è la differenza tra intelligenza artificiale generativa e preventiva e di previsione. Ma adesso qui francamente quella generativa appunto è proprio quella che adesso può essere applicata al discorso, no? Dove bene o male abbiamo il famoso, nell'esempio più banale abbiamo il pappagallo statistico, Certo. questo, ma anche nella simulazione di volti. No? Un tempo i volti umani o le persone umane generate dal computer erano manifestamente troppo simmetriche, adesso sono talmente abili che davvero uno vede delle immagini di persone che non esistono ma sembrano persone assolutamente reali. Adesso quella predittiva penso che si riferisse all'altra, cioè quella che... Si riferisce, lui faceva l'esempio delle morfologie da applicare per esempio in medicina, delle patologie. Ah beh, ma questo è riconoscimento. No, boh, allora in questo... ho capito. Sì. Allora, la generativa ti generano qualcosa. Lui portava l'esempio delle mappe di... Sì. No, ma per essere proprio brutali, no, la traccia all'esame di maturità dice scrivi, non lo so, qualche cosa su questa poesia di Ungaretti, no? ChatGPT ti dice una cosa stupenda. Ovviamente è andata a cercare in rete tutte le analisi critiche della poesia di Ungaretti, ha sufficiente esperienza per riuscire a connettere gli spezzoni e ti produce qualche cosa che sulla base dei pesi che sono stati dati sembra appunto un discorso che abbia un capo e una coda. Non capita sempre così, perché ogni tanto io gli ho chiesto alcuni degli esercizi che do al mio corso di logica filosofica e matematica e li sbaglia. Li sbaglia perché non c'è in rete sufficiente materiale dal quale possa copiare. E quindi, Povero studente. E quindi, sì, no, quindi lo studente contribuirà, no? Contribuiremo. Quella invece predittiva è più il riconoscimento, cioè anche qui ci sarà presto a fine mese una conferenza sull'intelligenza artificiale in medicina e indubbiamente la lettura, no, di una radiografia
che viene fatta appunto normalmente da un radiologo, no? Anche lì qualche cosa, o la lettura di un'ecografia, no? Su che cosa si basa? Si basa certamente su un'euristica, su una competenza, su una professionalità, tutte queste parole che noi stiamo dicendo, ma da cosa nasce? Ma nasce soprattutto dall'esperienza della persona, dell'operatore, il quale capisce se quell'ombra, se quell'ombra è rivelatrice di qualche disfunzione o se quell'ombra non lo è, perché appunto non lo sono nemmeno quelle circostanti. E vedete, l'euristica appunto del radiologo, che è preziosissima, questa di fatto, no, in questo caso è predittiva, potrebbe essere simulata dalla macchina. Infatti se noi diamo appunto alla macchina, alla rete neurale, l'addestriamo dicendogli ecco qui in questo caso quest'ombra o questo addensamento, io non sono radiologo quindi non so come si possa fare, però in linea di massima è più o meno così. In questo caso allora c'è il rischio che possa essere una massa tumorale, in questo caso invece non lo è. A un certo punto non vedo perché non si possa davvero usare delle reti neurali ma si andrà in questa direzione, si andrà per certe cose di tipo di riconoscimento. Senti, la cosa che mi colpisce di più è che queste macchine accelerano molto il tempo, cioè c'è una sorta di corsa. Ma appunto perché è nata questa... Allora l'impatto sul mondo del lavoro, per esempio. Ma io, dal punto di vista tecnologico dicevo ma sì, certo, perché questo salto tecnologico è stato fatto, pensate, perché addestrare tutte queste reti, questi strati di reti neurali, no? Che adesso dovendoli descrivere in modo così più rudimentale, dovete immaginare che siano proprio dei neuroni con i loro dendriti e a seconda di come i loro dendriti ricevono uno stimolo decidono di scattare o di fire, no? di dire sì, e in tal caso comunicano a un dendrita del neurone dello strato superiore che sì, qui è sì, e voi capite, tutto questo intreccio arriva sullo strato sopra. Lo strato sopra reagisce su quello strato sotto e in qualche modo ad ogni situazione si riaggiornano sulla base di come tu gli dici sì, questo sì oppure questo no. Perché è stato possibile questo? Ci vuole una quantità di tempo, di energia. È stato possibile perché a un certo punto sono state utilizzate per gestire le reti neurali, sapete che cosa? Ma quei particolari processori che si usavano nei videogiochi. Perché capite, per rendere il videogioco realistico bisogna bisogna che appunto lo schermo venga aggiornato in tempo reale. No? E quindi bisogna mandare in parallelo tantissime operazioni. Ebbene, questi processori che avevano la capacità di parallelizzare, no? Quello ciò di cui avevamo bisogno per gli schermi dei videogiochi, effettivamente può essere generalizzato, applicato alle reti neurali e ci permette di poter rendere in tempo ragionevole, anche se chiaramente il tempo ci vuole, ma non è decine di anni, bensì è decine di minuti, perché mandiamo in parallelo tantissime computazioni, si riesce appunto ad addestrare le reti. Quindi vedete anche il fatto che uno abbia, quando dicevo perde il tempo con i videogiochi, come perde il tempo con i videogiochi? Cioè se non ci fosse stata, no, tutti coloro che hanno così giocato ai videogiochi hanno in qualche modo contribuito a quella pressione socio-economica che ha fatto sì che appunto questi processori potessero evolversi e potessero poi venire applicati per qualche cosa di completamente diverso. La tua domanda però era più sul tempo... Sul tempo della riduzione del tempo di lavoro. Ma io appunto una volta, io ho un pezzetto di giardino e ho un robot che taglia l'erba. La pecora. Sì. E un giorno appunto mi suonano e c'è un signore che mi dice senta, mica bisogno di fare dei lavori in giardino? E io gli ho detto grazie, gli dico grazie, no, io ho il robot.
E allora se n'è andato. Io ho chiuso la porta e ho detto, mi sono sentito un miserabile. Ho detto, ma io gli ho detto a quest'uomo che è inutile. A quest'uomo gli ho detto che non serve. Quindi mi sono precipitato fuori e ho detto, no, guarda. Ma era già andato via. Ecco, è stata la volta nella quale mi sono davvero reso conto che ovviamente in tutte le epoche ci sono dei mestieri che vengono perduti. Lo sfalcio appunto adesso con i robot è più semplice in molti casi e alla fine, ma questo mi porta, no? E quindi alla fine certamente dovremo tener conto di tutti gli scarti, no? Dovremmo tener conto di questi scarti Il di problema è pensare a una persone. società che li riutilizza in maniera diversa. Ma certamente li E perciò ci riutilizza. vuole immaginazione. Sì. No, cioè, in questo contesto sì, volevo dire appunto che adesso mi è sfuggito perché sì, c'erano troppe associazioni di idee, ma niente. Sì. No, il problema centrale che ci interessa, credo interessi anche il pubblico, è che io trovo un'eccessiva, come dire, un eccessivo rivolto al futuro che mi permette di trascurare il presente. Tu non ce l'hai questa impressione? Cioè è come se il futuro mi servisse a distrarmi dal presente, è una forma di alienazione tipo fantascientifica, capito? Ma probabilmente deriva dalla mia ignoranza, intendiamo. Capisco che chi fa ricerca di questo tipo non può porsi un problema di questo tipo, però da un punto di vista sociale c'è questo rischio, no? Cioè di essere proiettati troppo sul... Ma c'è un digital divide, no? Cioè c'è una sorta così di discriminazione, era quella che tu descrivevi prima, no? Cioè, ci sono, è sempre più difficile, ma anche per me, non è che, visto che sono magari un po' più... c'è un po' più di pratica, però certi automatismi non ce li ho nemmeno io. Senti, E dunque provocatoriamente, sì. tu perché non ti senti Musk? Buttiamola così, dai. Nel senso che tu fai ricerca nello stesso campo dell'intelligenza artificiale con cui lui lavora, però tu non sei Musk per nostra fortuna. In che cosa siete diversi? Questo mi devi spiegare, se no rischio di non capire, capisci? Ma innanzitutto io vengo da... Non vuoi portare gente su Marte, e questo lo Sì, sappiamo. sì, ma innanzitutto io vengo da una tradizione, appunto da una consapevolezza filosofica, penso molto maggiore di quella di Musk. Io appunto prima volevo proprio parlando del robot, no? Di questo robot che taglia l'erba e quindi anche della rete neurale, no? Musk è tutto probabilmente euforico perché funziona, ma non sa perché funziona. Ed è questo il punto. Io invece magari tutte le volte non mi basta sapere che funziona, io voglio sapere perché. C'è questo interrogarsi sulla riduzione ai minimi termini, cercare di capire quali sono i Ecco, ma come veri... facciamo a portare la io, funzione nel funzionamento? però Scusa, vedi, nella storia della filosofia, infatti anche vedi che lì, dobbiamo andare alla sì, filosofia. sì, ma anche nella storia della filosofia, appunto, c'è anche lì una grande separazione tra quello che è stato il razionalismo, del quale forse l'esempio più classico insomma, è Cartesio, ma sia andando indietro che andando avanti, no? Si arriva al Wittgenstein, no? Del Tractatus, il quale a un certo punto dice basta, vado in Austria a insegnare ai bambini alle elementari perché io ho risolto ogni problema della filosofia, cioè, no, basta far uscire la mosca dalla trappola, no? Dalla fly bottle, dalla trappola della bottiglia e crede di aver risolto e poi però tornerà alla filosofia perché nel frattempo, no? Emerge tutto quel discorso che io faccio risalire soprattutto a Heidegger, ma anche a lui, anche al secondo Wittgenstein, quello delle ricerche, quando nell'inizio di Essere e Tempo Heidegger appunto si interroga sugli utensili, no? E spiega come tutto sommato
quando io devo dirti come usare il martello, che cos'è il martello, no, ti devo insegnare a usarlo. A te non importa come è fatto, ti importerà come è fatto il martello Ma solamente questo è quando... specialista della tecnica, però la tecnica fa sempre Sì, così. sì, esatto. La tecnica ti dice la regola, non ti dice perché No, devi farlo. appunto, ti dice, ti interesserà sapere come è fatto il martello solamente se si rompe. No? E lo stesso dice Wittgenstein quando c'è l'esempio della scopa, no? Che forse qualcuno di voi ha letto di Foster Wallace, La scopa del sistema, dove c'è questa appunto novantenne che scompare, però era una grande studiosa di Wittgenstein, però insomma c'è nelle filosofiche Untersuchungen, c'è il discorso della scopa e Wittgenstein dice la scopa lì nell'altra stanza, ecco, non ti dice, sai, c'è il manico infilato nella spazzola e il manico sta sopra, la spazzola sta sotto ed è diciamo il manico appoggiato al muro, ma la spazzola sta sul pavimento. No, ti dice, senti, mi porti la scopa dell'altra stanza. Ecco, non c'è bisogno di ridurlo ai minimi termini, non c'è bisogno di capire perché perché la scopa funziona. Ed è proprio questo passaggio che a me non basta e che evidentemente a Musk basta. Scusa, ti devo interrompere perché è una cosa importantissima questa. Cioè c'è un problema della tecnica che permette alla tecnica di generalizzarsi in tutte le culture, no? Che quello che tu dici è l'ortopratica dell'uso, no? Bravo. Esatto, cioè Certo. chiunque in qualsiasi cultura al mondo sa che per usare la lavatrice devi pigiare un certo bottone, quella funziona in un certo modo. Di più, è talmente neutrale questa tecnica che a una cultura che non è la nostra, per esempio, non gliene frega niente che è un'invenzione dell'Occidente, perché gli è più funzionale. Questo vale per l'economia e vale per la tecnica. E cavolo, e con la democrazia come lo mettiamo? Che non hanno questa capacità. Capisci? Sì. Questo è il contrasto, il nuovo contrasto tra le discipline umanistiche e le discipline, virgolette, tecnologiche del futuro, sono proprio la capacità di generalizzazione che la tecnica ha e che le altre discipline non hanno. Ma è molto... Però quelle funzionano sulla differenza, questi funzionano sull'omologazione, questo è il dramma. Ma infatti Quindi quanta differenza ma è chiaro possiamo che c'è portare nell'intelligenza? ma è chiaro che sotto c'è una dittatura. Tu stai abdicando alla tua, diciamo, dignità di cittadinanza. Quando tu accetti di usare una macchina senza sapere perché funziona o come funziona e non sei in grado di ripararla, no, c'è la normalità, perché ormai non siamo più in grado di riparare nulla, possiamo solo chiamare uno che nemmeno sa come funziona, può solo dire guardi si compri la scheda, e dice perché non funziona, ma sarà stato il fulmine dell'altro giorno, no? Cioè, nessuno sa neanche perché si è rotto il piano cottura a induzione. No, a un certo punto non funziona più, no, e incomincia a lampeggiare. Io non so ripararlo, chi viene a ripararlo non nemmeno lo sa solo sostituire una scheda. Alla fine siamo tutti in una situazione di totale ignoranza, di aver abdicato completamente al controllo di questo. E certamente nella dittatura uno ha abdicato alla propria sovranità di cittadino, certamente. Ecco, ma in questo non vedi un rapporto tra la politica diretta della destra, tanto per centralizzare. Cioè Musk non a caso si ritrova con... Ma Socrate, mi sembra che condivido quanto tu stai dicendo, cioè mi hai condotto appunto, prima quando eravamo al bar parlavamo di questo, tu mi hai condotto esattamente al nodo. Sì, e il nodo è questo, cioè abdicare a capire come funzionano le cose, quindi questo tipo di reti neurali che funzionano, ma non sappiamo bene perché, è diciamo chiaramente un possibile trappola, no? È una possibile trappola per scivolare in una situazione dove abdichiamo alla nostra Il consapevolezza. pubblico avrà certamente sperimentato che se va da un medico, la prima cosa che il medico gli dice io devo applicare il protocollo, no? Ecco,
questo eccesso di protocolli poi non distrugge anche la capacità conoscitiva del medico. È questo che mi angoscia, nel senso che domani noi saremo tutti protocollati e nessuno ha più Però l'inventiva vedi, di sì, fare sì, sintesi tra i vari protocolli. ma certo, però come sempre, no, C'è il pro e il contro. appunto, come sempre non si può demonizzare uno. Io appunto chiudo proprio quel piccolo contributo che avevo scritto per questo incontro, ma non perché adesso voglia chiuderlo, ma solo perché siamo caduti in discorso, perché c'è un mio collega appunto che studia come poter addestrare dei droni sottomarini al riconoscimento delle mine. Riconoscimento? Delle mine. Bellissimo. E qui appunto il Non fatto è... farà i soldi questo qui, secondo me. No, veramente già dal porto di Odessa gli hanno chiesto di poter sperimentare alcune delle sue... Sì, sì, quindi... No, appunto perché lì hanno minato i porti ma non sanno più dove sono andate a finire le mine. Perché chiaramente ci sono anche le correnti e dunque anche lì alla fine attualmente il problema dello sminamento, tra Senti, l'altro noi qui a Udine abbiamo appunto i nostri, giù a Udine Sud, no? Abbiamo la caserma proprio del Genio che è stato impiegato in Libano in modo davvero molto molto coraggioso nello sminamento di interi territori, e lì è veramente un lavoro impressionante sminare un campo minato, perché si può solo procedere estremamente lentamente, solo per 20-25 minuti con questi scafandri, capite bene qual è il rischio mortale, e invece certamente se lo potessimo far fare ai droni, no? Questo tipo di lavoro alla fine dovremmo essere riconoscenti ai Senti, droni. prima di dare Sì. la voce a domande sicuramente più intelligenti delle mie che il pubblico ti vorrà fare, io devo per forza buttarla un po' in politica, se no non usciamo dal problema. E allora, prima di tutto ti chiedo, ma che tipo di cultura in senso umanistico c'è dietro tutto questo sistema? E perché ormai c'è una corsa, appena io dico che quell'azienda si sta occupando di intelligenza artificiale, subito cresce in borsa in maniera vertiginosa. Cioè, che cosa ci stiamo giocando con questo a livello economico e a livello politico? Ma giustamente l'Europa su questo deve Sta molto essere... indietro, mi pare di Ma capire. non solo, beh, insomma l'Italia ha perso tutti i treni che poteva perdere, vero? Perché insomma Ovviamente, avevamo Olivetti che era appunto anche un ovviamente. modello di imprenditorialità sociale e non solo, ma anche aveva la possibilità come essere competitivo sul mercato Faccio anche notare che Olivetti aveva inventato, giusto per capire chi era, una casa editrice che si chiamava Edizione di Comunità e che era tutto un progetto. Sì, sì. No, ma appunto, e noi, poiché appunto in quegli anni abbiamo rincorso una certa tipologia di industria più facile, no? E anche più, così, più immediata, con Come una vedi il resa più... futuro delle grandi potenze rispetto Sì, all'intelligenza artificiale? l'Europa analogamente, cioè, ma questo io l'ho detto tantissime volte, nel settore informatico noi siamo solo dei consumatori, tra l'altro anche in Friuli c'era l'ASEM, no? che all'epoca era la seconda dopo l'Olivetti, quando appunto negli anni intorno al 75-76, no, scusate, immediatamente dopo, intorno agli 80, perché poi appunto dopo il terremoto, e anche questa adesso così fa componentistica, no? Cioè, noi siamo appunto in una situazione di totale sudditanza, non controlliamo più nessuna filiera, anche come Europa non controlliamo più nessuna filiera, quindi in realtà abbiamo consegnato le mani, poi tra l'altro, poiché anche diciamo, i trattati dell'Unione Europea su certe cose non sono stringenti, no? In particolare sulla politica fiscale abbiamo i paradisi fiscali come l'Irlanda, dove appunto tutte queste multinazionali
industriali, Fanno quello che vogliono. sì, fanno tutto quello che vogliono, noi abbiamo il cavallo di Troia dentro, ma non è colpa dell'Irlanda, voglio dire, è colpa nostra che non abbiamo la forza di rivedere certi trattati dell'Unione Europea che riguardano appunto in primo luogo il welfare o gli aspetti fiscali, gli aspetti appunto che non Senti, oltre permettono. all'America chi vedi in avanti? Cina, India? Ma l'India, cioè, buona parte di Silicon Valley è tutta indiana, quindi sì, è di tutto capitale indiano, quindi sì, certo Musk, però anche Musk, noi qui parliamo di Musk, ma voglio vedere adesso nel consiglio d'amministrazione chi c'è, perché appunto nella Tesla bisogna vedere chi c'è in queste controllate o insomma nella holding principale. Io non l'ho studiato, non lo so, però anche lì è molto, molto difficile. Certamente la Cina ha una grande capacità anch'essa di imitazione, quindi indubbiamente l'Europa deve però difendere. Mi sembra che l'AI Act, se davvero venisse diciamo, reso esecutivo fino in fondo, sarebbe un bel esempio di come si tutela il diritto di cittadinanza, di come si tutela appunto la persona. No, perché qui si sta perdendo di vista la persona in questa dimensione. Quindi penso che l'Europa abbia comunque ancora tante risorse da mettere sul campo, soprattutto risorse di tipo umano, anche se poi tecnologicamente perché anche il grande esperimento Nokia, no? Poi alla fine, cioè la grande impresa Nokia poi alla fine. Sì, domanda praticissima. Per non diventare come Musk, oltre a non comprare la Tesla, che dobbiamo fare? Ma appunto dobbiamo essere più consapevoli che non è sufficiente essere in grado di avere alcune cose che funzionano, perché ogni tanto non funzionano le cose. Questa è una delle grandi leggi dell'informatica. E quando non funzionano, a questo punto, soprattutto se non c'è sufficiente biodiversità o anche diversità tecnologica, no? L'abbiamo visto, ci possono essere delle situazioni di collasso, a parte che se guardiamo al futuro veramente è talmente inquietante la situazione soprattutto ambientale, il fatto che siamo tutti dei sonnambuli, il livello del mare sale, Senti, che tu la sappia, temperatura a questo cresce. riguardo ci sono stati due encicliche del Papa defunto che ci hanno colpiti. Uno riguarda il Ma rapporto tra gli uomini, che era Fratelli Tutti, l'altro era quella ma, sull'ecologia. ma Ci sono problemi di intelligenza artificiale che si applicano a queste cose? Ma certo, ma il Francesco, il 1° gennaio di ogni anno, o meglio, penso, non so se sia stato lui il primo, ma certamente no, non è stato lui il primo. È la giornata della pace e manda un messaggio, no, per la giornata della pace, che qui appunto viene distribuito dall'arcivescovo che quando fa la messa del 1° gennaio, e 2 anni fa era proprio sull'intelligenza artificiale. Era proprio incentrato sull'intelligenza artificiale e su quelli che sono appunto i richiami che un po' sono anche abbastanza evidenti, però detti da lui avevano chiaramente un peso molto diverso, ma appunto il tema di quanto questa intelligenza artificiale, che pur adesso sta facendo questa marcia trionfale, non deve essere chiaramente idolatrata, proprio perché noi non sappiamo quello che fa. Cioè è un fatto statistico, cioè alla fine la vita è un'emergenza. No, insomma, la vita nasce, no, se guardiamo, questo mi colpisce sempre moltissimo, ma se guardiamo l'universo, no, il Big Bang, queste enormi esplosioni di energia, il Sole, non so quanto sia la Terra rapportata al Sole, ma insomma, temperature, milioni di gradi Kelvin, cioè, e però poi pian pianino tutto si raffredda, no, e si va, uno dice, eh sì, no, cioè, addirittura nell'Ottocento la morte termica, no, l'entropia, cioè alla fine, cioè la fine del mondo. Ebbene, quando
sta per spegnersi, qualunque forma di calore, quando ormai il calore quasi si sta spegnendo, che cosa succede? Nasce la vita. Perché la vita nasce soltanto a 36, intorno appunto sotto i 100 gradi, forse ci sono soltanto, mi sembra, ci sono gli estremofili che vivono a 100 gradi, uno si chiama anche Furiosus, se per quello mi è simpatico. Io devo, sì, però, ti devo fare una domanda personale, sì, poi lascio subito la parola al pubblico perché... No, però vedi cioè, l'emergenza, no? A un certo punto noi non possiamo sapere che cosa ci sarà, no? E quindi proprio per questo dobbiamo sempre essere, per me, un po' come... Sì, qui io cito sempre Amleto, no? Di Shakespeare, quando appunto vede il fantasma e cerca di spiegarlo a Orazio, Orazio non gli crede, lui dice: Orazio, ci sono più cose tra cielo e terra di quante ne possa immaginare la tua filosofia. Questo è sicuro, questo è sicuro. Io parlo Musk questo non ce l'ha chiaro. quando parlo con i psicobiologi mi dicono che del cervello conosciamo solo al massimo il 20%, quindi ha voglia. No, la domanda personale è questa: tu come ti senti come ricercatore, come uomo, come politico, come persona rispetto a quello che studi? Qual è il rapporto che hai? Oltre all'entusiasmo ovviamente del ricercatore. Cioè ti provoca problemi, hai delle sensazioni di perplessità? Come ti rapporti? Ma sai, è talmente sterminato adesso che uno non può altro che essere consapevole, appunto, cioè qui appunto di essere umile di fronte a quello che c'è, talmente sterminato. Attualmente vivono più matematici, beh ovvio, informatici non c'è dubbio perché non ce ne c'è, ma vivono, dico matematici anche perché i matematici sono nati un po' prima, ma adesso vivono più matematici di quanti ne sono vissuti in tutta la storia dell'umanità. Quindi pensate quanta matematica viene prodotta ogni giorno, poveretti i nostri studenti, che quando appunto dobbiamo fargli gli esami, no? Cioè, ma nemmeno noi la conosciamo. Quindi ecco, io sento sempre di più la necessità di sentirmi parte, no? di una comunità, ma di una comunità che non mi schiaccia, ma di una comunità appunto che collabora, perché oggigiorno non c'è più, mentre io quando ho iniziato conoscevo abbastanza di un sistema operativo, oggi non c'è nessuna persona al mondo che conosce un sistema operativo dall'A alla Z. E quindi anche quando voi accendete il vostro computer, comunque non c'è nessuno al mondo che sa, ma davvero, che cosa sta davvero succedendo lì dentro. È proprio per questo, no, tutti conoscono un pezzettino, ma proprio per questo quanto è importante sentirsi parte di una rete e di una rete solidale, di una rete appunto nella quale ognuno poi ha una dignità e anche una forma di protezione. Una saggezza e un'umiltà che non appartiene a tutti i matematici. Grazie Furio. No, grazie a te. Sicuramente ci saranno noi abbiamo 15 minuti per qualche domanda e qualche risposta. Prego però di fare solo domande. Buonasera. Da ex studentessa del professor Ronsel, io ci terrei a portare una piccola testimonianza, a dire che la profonda diversità anche tra Musk e il professor Ronsel è che lui ha sempre fatto ricerca per apportare il suo apporto alla conoscenza e alla scienza. E io ricordo, qui c'è anche una mia amica con cui abbiamo studiato, alcune lezioni in cui lui si arrabbiava tantissimo per il fatto che invece altri professori universitari portassero la loro conoscenza anche verso l'industria militare per denaro.
E quindi la profonda differenza è che Musk risponde al denaro. E vorrei porre la domanda di se c'è ancora la possibilità di un controllo etico rispetto all'intelligenza artificiale o se l'economia ha sopraffatto la ricerca, e anche quale possibilità di, cioè a livello ambientale, quanto è sostenibile l'attuale consumo di dati e di energia. Grazie. No, ma è assolutamente insostenibile. Starmer, no, pochi mesi fa ha dichiarato che queste piccole centrali nucleari, no, era disposto a metterne quante basta, QB, no, nelle zone, proprio per alimentare, no, i bisogni di questi centri di intelligenza artificiale che devono addestrare le reti neurali, perché è chiaro che c'è bisogno di tantissima energia, ma già 20 anni fa la California aveva una percentuale significativa del proprio fabbisogno energetico che andava una percentuale significativa del fabbisogno energetico del trasporto che andava invece in elaborazione dati. Quindi sì, Starmer, cioè, quindi, tra l'altro laburista, no? Quindi certamente non è poi così sostenibile, no? Il consumo energetico è molto alto. Per addestrare le reti neurali, anche se usiamo, insomma, anche i videogiochi, ma basta toccarli, ma se uno va in una sala macchine, cioè ci sono temperature altissime se non c'è un sistema di ventilazione molto efficiente. Infatti i problemi quando ci sono, quando va in sovrariscaldamento, quindi certamente, ma e sull'altro, sul tema appunto della ricerca militare, il problema bioetico è fondamentale, no? Capire che man mano che la tecnologia progredisce anche la bioetica deve progredire, quindi è chiaro che c'è un rischio molto forte che tipicamente nelle guerre tra droni, no? Nelle guerre per procura, si perda di vista completamente la dimensione umana. Cioè, no, ma è chiaro che sono problemi bioetici drammatici, molto seri. È proprio per quello che insomma, bisogna essere ovviamente non... Sì, bisogna essere prudenti, no? su quando si accettano anche dei contratti di ricerca. Poi io cito sempre l'esempio dello sviluppo dei laser, perché a un certo punto, ai tempi, no, forse ricorderete, Reagan, no, vinse la guerra fredda proprio perché a un certo punto schiacciò l'Unione Sovietica con tutto sommato una fake news, che era quella dell'SDI, della Strategic Defense Initiative, dello scudo. No, ci sono degli scudi, anche lo scudo Patriot c'è adesso, però insomma di questo scudo che avrebbe in qualche modo permesso di fulminare con i laser, no, qualunque razzo che potesse venire e quindi sostanzialmente cambiava le regole del gioco della guerra di deterrenza nucleare. Ebbene, non ce l'ha fatta, però la tecnologia dei laser ha fatto progressi enormi di cui anche noi beneficiamo adesso anche in medicina. Allora uno si domanda, ma se tutte quelle risorse fossero andate subito nel settore medico, invece che soltanto come fallout della ricerca militare, forse il pianeta non starebbe un po' meglio. E lo stesso vale anche per internet, no? Tutti sappiamo che è nato, no? La prima net era la DARPANET e la D stava proprio per defense, no? Era quella della rete della difesa americana, quindi certamente abbiamo questa deriva ma insomma lì però già Archimede faceva... La leva. No, dico Archimede, insomma anche lui ha fatto ricerca per il tiranno di Siracusa. Buonasera, io volevo sapere quale sarà la velocità per riuscire a bloccare le notizie false che produce o produrrà l'intelligenza artificiale. Nel senso, l'uomo avrà
perché sarà a carico dell'uomo, della persona, riuscirà in qualche modo ad essere più veloce dell'intelligenza artificiale che stiamo creando per stanare Le fake news. le fake news? No, guardi, la sua domanda è molto interessante anche per un motivo che di fatto l'intelligenza artificiale è tra i migliori detective di fake news. Proprio perché, di nuovo, come facciamo a determinare se una news è fake? Quando questa, diciamo, ha delle esplosioni di condivisione. Infatti molti di strategie di difesa civile tra utenti cercate di non condividere notizie delle quali non avete. Per quello è tanto importante, per quello è stato tanto grave in un certo senso quando il sistema X ha leggermente allentato il proprio controllo sulla veridicità delle news, perché appunto le fake news hanno questa caratteristica che sono riconoscibili in rete perché vengono condivise e replicate moltissimo, e in questo, diciamo, paradossalmente l'intelligenza artificiale è uno strumento che si accorge perché lì non c'è una cosa scientifica precisa, no? È più di nuovo un'euristica, vai a vedere qual è quella cosa che viene in questo momento condivisa più delle altre, e perciò paradossalmente la sua, diciamo, domanda tocca un nodo, cioè dove c'è un'ambivalenza, no? Ma come sempre nella tecnologia c'è un'ambivalenza, su certe cose bisogna avere appunto un'etica, o bioetica nel senso generale. Siamo noi però il motore molto spesso delle fake news. Siamo noi. Io sono rimasto sempre scioccato da questo fatto, perché ben prima appunto del 7 ottobre io avevo fatto a Trieste un incontro su un documento di Amnesty International che si chiamava Israel's Apartheid Against Palestinian People, e tra le varie cose c'era appunto una fact-checking della Reuters che riguardava il primo bombardamento di Kiev, no? Dove c'era questa immagine di Kiev bombardata appunto da questo attacco aereo della Russia. Bene, la Reuters fece il fact-checking. Da dove veniva quella fotografia? E sa da dove veniva? Veniva da Gaza. Da Gaza. E quindi quanto è importante, sì, che noi, più che l'intelligenza artificiale, qui è l'intelligenza umana, come appunto quella che mette le mine e poi non sa dove le ha messe. C'è bisogno del drone che si sacrifichi per stanarle o per appunto bonificare territori che sono stati completamente disseminati di dispositivi esplosivi, no? Purtroppo l'intelligenza umana, e anche sulle fake news, siamo noi che appunto li amplifichiamo. Altre domande? Io volevo fare una domanda che forse si proietta un po' più in là, sempre relativa all'etica. Volevo chiedere se secondo lei è possibile che noi demanderemo le questioni etiche all'intelligenza artificiale, decolpevolizzandoci di certe cose. Cioè, mi viene in mente banalmente la macchina che si guida da sola, che si trova magari a dover affrontare un incidente stradale con delle persone che non riesce a evitare e deve fare una scelta, per esempio, se colpire un bambino o 3 persone adulte, e quindi ragionerà ovviamente a livello di numeri, numericamente. Quindi già questa è una questione che noi demandiamo, in questo caso, a una macchina, e in un certo senso potremmo anche sentirci meno in colpa per questo. Ce l'ha fatto la macchina. Esatto, perché l'ha fatto la macchina. In realtà la macchina è stata programmata per fare una scelta. Però allo stesso tempo questo potrebbe agire su di noi in modo da
farci sentire meno colpevoli. E quindi volevo capire, cioè mi viene in mente che potrebbe portare a una perdita di moralità e di etica in futuro, proprio perché non ce ne sentiamo più responsabili. Ma lei, se posso dire, ha toccato chiaramente un tema che è un tema di ricerca, appunto come dare un'etica ai dispositivi in questo caso autonomi, no? Nel senso che proprio che hanno la propria legge, no? Autonimici, ci sono delle ricerche su questo, però appunto questo problema comunque c'è anche per gli uomini. Cioè, l'abbiamo visto in qualunque gruppo di pronto intervento, l'abbiamo visto durante la pandemia, l'abbiamo visto in tante situazioni quando è a disposizione un organo per un trapianto, comunque c'è appunto un protocollo, ci sono delle persone che comunque fanno delle scelte su chi avrà diritto alla prima assistenza e chi invece dovrà aspettare. Quindi queste scelte etiche sono sempre lì, cioè le abbiamo sempre lì, le dobbiamo accettare e risolvere di volta in volta e non fingere che non esistano, perché esistono in medicina da sempre. Ogni scelta, no? Ogni legge di fatto attribuisce delle responsabilità, quindi certamente anche alle macchine. Sulla deresponsabilizzazione invece purtroppo io penso che la deresponsabilizzazione stia avvenendo in modo molto molto massiccio, ma con strumenti non tecnologici, ma con strumenti burocratici, con strumenti umani. E uno dei referendum che c'è adesso, per esempio della CGIL, sul quale appunto io invito tutti a riflettere, è sulla responsabilità delle ditte che appaltano rispetto a quella che è la sicurezza dei lavoratori delle ditte che invece sono appaltanti. Attualmente appunto la responsabilità della sicurezza sta nella ditta subordinata, non in quella che ha fatto il primo appalto, quindi penso che una scelta e una decisione etica la faremo tutti noi il giorno in cui andremo a votare per il referendum, ai primi di giugno, sul referendum della CGIL promossi da tanti, ma io dico quelli della CGIL perché sono nati da loro, no? Su quanto verso l'alto deve salire la catena della responsabilità in un incidente sul lavoro. E come vede oggi viviamo in un'epoca dove la ditta che appalta, la stazione appaltante non ha responsabilità. Io volevo chiudere proprio con questa riflessione sulla responsabilità. Noi viviamo in un'epoca in cui la libertà richiede responsabilità, dovrebbe richiedere, però viviamo in un'epoca in cui noi ci sentiamo sempre più liberi quanto siamo meno responsabili. Attenzione che questo significa far parte già di uno scarto della democrazia. Noi non siamo d'accordo, noi di Vicino Lontano, su questo e credo che per questo abbiamo lavorato sugli scarti, non solo per cercare di comprendere quelli di oggi, ma anche per evitare quelli di domani. E Onsel ci ha aiutato e grazie a voi forse qualcosa di più sappiamo. Grazie a tutti.